Come tutti i progetti, prima si parte con un'idea scritta, poi la si approva e successivamente si passa alla via pratica. E se dopo 11 anni quel progetto non solo prosegue ma aumenta la sua capacità, ecco che si può dire che quella fu davvero un'idea vincente. Per la Coppa Veneto Under 14 maschile le cose sono andate proprio così. Ci ha fatto veramente piacere aver visto che questa sta continuando ad avere un grande successo come quantità di squadre, ma soprattutto ci fa anche inorgoglire l'aver pensato che questa cosa abbia aumentato la quantità di atleti, perché siamo passati dalle 32 squadre Under 14 che avevamo 10 anni fa alle 65 che abbiamo avuto nella stagione appena trascorsa. La manifestazione e l'idea di fare un campionato regionale permanente Under 14 chiamato Coppa Veneto va benissimo, va benissimo. Serve sia nella formula, perché giocando la domenica a concentramento ci si abitua a soffrire un po' di più rispetto al solito. Peccato che non si riesca a fare tutte le gare 3 su 5 per ovvie ragioni di tempistiche. Però serve andare in giro, serve giocare in casa degli altri, adattarsi a tutto quello che capita, quindi va sicuramente bene. Ovviamente serve perché si cerca di capire negli altri comitati come si lavora, serve a noi anche tecnici, qualche parola la facciamo quando ci troviamo durante l'anno e cerchiamo di capire verso dove vogliamo andare, quali sono le priorità. Le finali 2011 della Coppa Veneto Under 14 si sono tenute al Pala Olimpia di Verona, come di consueto prima di un incontro di Serie A. 2 finali, una Golden ed una Silver. Prima di tutto abbiamo trovato i gironi più duri, cioè Sisley Treviso, San Donà e Padova Volley. E allora siamo arrivati nel girone Silver. La Silver, nella quale l'Agorà è arrivata seconda, è la finale fra le perdenti dei primi turni e le squadre extraregionali. Sì, perché quest'anno hanno preso parte alla manifestazione giovanile anche un club trentino e la selezione Under 14 del Friuli Venezia Giulia, prima classificata fra i Silver. Abbiamo sempre vinto, quindi siamo contenti. Diciamo che ne valsa la pena perché ci siamo fatti un bel po' di chilometri in queste 3 settimane, la prima volta a Padova, poi a Belluno, comunque partiamo da Udine sostanzialmente, e quindi sarebbe un peccato poi venire a fare figurazze, no? Quindi è andata bene e diciamo che vale la pena fare tutta questa fatica. Ciao mamma! Non dimentichiamoci che questi giovanissimi ragazzi sono alle loro prime esperienze in trasferte così lunghe ed in competizioni di questo spessore, perché alla Coppa Veneto prendono parte i migliori team regionali di Under 14 maschile. Nella finalissima Golden, a laurearsi campione di Coppa è stata ancora una volta la Sisley, che in una gara tutta trevigiana ha sconfitto per 3-0 i cugini della Piave. Il commento è che siamo come sempre all'inizio. Questa è una gara che spero si rifarà durante l'anno in più occasioni. Finale trevigiana, quindi per noi c'è ancora più orgoglio. Noi siamo un po' più avanti sul gioco, loro hanno alcune cose di fisicità da sistemare, ho idea che sarà una bella battaglia per tutto l'anno. Vogliamo arrivare di nuovo allo scudetto a vincerlo e vogliamo fare come l'anno scorso, bene, e cercare di riuscire a vincere tutto come l'Under 14 l'anno scorso. Idee chiare in casa Sisley, dove è arrivato anche il premio di MVP consegnato a Michele Cadamuro. Ma anche la Piave conclude con il sorriso la Coppa Veneto. È stato anche un orgoglio per noi arrivare a giocarci questa partita, a giocare una finale, è sempre qualcosa di particolare e di importante nella carriera, nel percorso di un ragazzo, sia a livello tecnico che morale, dico. È stata comunque anche soddisfazione arrivare a questo appuntamento con un percorso netto, non abbiamo perso una partita prima di questa finale, giocando con squadre secondo me di livello. Credo che il livello regionale di quest'anno sia buono, sia medio-alto, forse con Treviso in questo momento ancora al di sopra di tutti. Ci siamo allenati duramente per questa finale, però per di là avevamo una squadra più forte. Cioè, non abbiamo giocato benissimo, però devo dire che ce la siamo cavata. Ho una bella squadra, buoni amici, ce la siamo cavata.
Ed al termine delle premiazioni tutti ad attendere il match di A1. Al Palaolimpia si giocava Marmilanza M Roma Volley ed i finalisti di Coppa sono entrati in campo assieme ai campioni della Serie A che hanno consegnato loro le maglie ricordo. E poi tutti insieme a tifare Verona. Oltretutto farlo anche al Palaolimpia prima di una partita importante come la Serie A, per i ragazzi mi sembra che sia un punto ben importante. È ovvio che noi sulle organizzazioni siamo sempre ben disponibili, ne facciamo sempre tante, quindi ben vengano queste cose. Così anche fin da giovani vengono a giocare con i genitori per forza o per amore verso i figli vengono a vedere il pallavolo e tutto questo crea movimento. Ma non voglio tralasciare il punto di vista tecnico che per me è sempre molto importante. È bello vedere giovani che giocano, sarebbe bello vedere anche allenatori che vengono a vedere i giovani che giocano. Non tantissimi, ma qualche allenatore si è visto, come Remigio Grotto con i ragazzi della sua Auxilium, ma anche Volley Bussolengo, Spes Belluno assieme a Pallavolo Belluno, Aurora Volley e Promo Volley, tutte società che hanno partecipato alla Coppa. E poi si è visto Giorgio Sabbadin, uno dei selezionatori maschili di Treviso, ma non poteva essere altrimenti considerando che in finale c'erano proprio due trevigiane. È merito sicuramente di queste due società che da diversi anni ormai si occupano della fascia giovanile e quindi i risultati sono solo la conseguenza del lavoro che fanno queste società. Non vorrei dimenticare poi che anche un'altra società trevigiana è arrivata in semifinale Under 14 di Coppa Veneto, che è l'Aurora Team, e anche loro da 2 o 3 anni stanno lavorando in questa fascia d'età abbastanza bene. Si rinnova la tradizione che in questi ultimi anni la Sisley e comunque la provincia di Treviso la sta facendo da padrone in questa categoria. Ricordiamo anche che il 2011 Treviso ha vinto anche il trofeo delle province Under 14 e anche il trofeo delle province Under 15, a conferma proprio oggi che Treviso nel maschile giovanile la sta facendo da padrone. Siamo fortunati da questo punto di vista, chiaro, non bisogna cullarsi tra gli allori perché penso sia sempre ciclico il discorso vittoria o sconfitta. L'importante è sempre incentivare il movimento, questo è la base di tutto. Questa finale di Coppa Veneto ha offerto dunque moltissimi spunti per comprendere che il movimento pallavolistico regionale è vivo e che anche quest'anno riserverà grandi sorprese a livello di eventi. Questa è la prima finale che facciamo e dà il via a una stagione che sarà intensa per quanto riguarda il comitato regionale, con una serie di eventi anche a livello internazionale. Non anticipiamo per il momento niente, ma credo che sia veramente una stagione particolare.